Sulle note di Celentano con Azzurro e il ragazzo della via Gluck, in centinaia, come annunciato nei giorni scorsi, hanno sfilato con pecore, caprette e asini lungo le campagne di via Cassolaro con arrivo in piazza Favaro Veneto per manifestare contro l'agrivoltaico previsto sui terreni della Querini Stampalia e contro il raddoppio dell'alta tensione. Attualmente il progetto dei 18 ettari di pannelli è in valutazione impatto ambientale. Abbiamo la centrale che è già stata approvata, sono 13.000 metri quadri che vengono posizionati a 7 metri da un'abitazione. Non esiste. Che il terreno agricolo resti terreno agricolo, non che ci mettono queste cose fotovoltaiche. Noi dobbiamo mangiare, cioè è una cosa che serve più anche per i nostri figli. Non ci hanno ancora detto perché la fanno là. Hanno distrutto un paesaggio, hanno distrutto il mondo, è una vergogna. E non facciamo anche che questo territorio di Venezia diventi lo stesso. Sbrighiamoci finché sia troppo tardi, sbrighiamoci. A unirsi alla protesta, oltre a chi vive a Tessera e zone limitrofe, anche i residenti di Mogliano. La zona incriminata è via d'Azeglio, che è una deliziosa strada dopo il sottopasso di via Marignana. Appena abbiamo saputo che c'erano dei cittadini che avevano la nostra stessa problematica, fatalità, sempre un agrifotovoltaico, è stata la nostra intenzione quella di dare supporto e di dare voce anche a questa causa che è comune e al nostro territorio. Siamo preoccupati entrambi perché comunque questa situazione cosa può creare? Abbiamo cercato un posto che ci desse tranquillità e pace e ci ritroviamo questo. Siamo completamente immersi su 3 lati praticamente, quindi noi ci troviamo il lato sud, il lato ovest e il lato nord filari a 20 metri da casa nostra, 20 metri non 200, sono solo 20 metri, ci domandiamo, oltre alla tutela del paesaggio, la tutela delle nostre salute, chi è che vigila, chi è che dà l'ok per questa cosa qua? Si sono posti il problema. Assente il sindaco Brugnaro che era stato invitato dal comitato, in rappresentanza c'era però la municipalità. I campi vanno coltivati e non sicuramente utilizzati per l'agrivoltaico. In questa battaglia la municipalità di Favaro insieme al comune di Venezia su Cassolaro siamo a fianco dei cittadini. Il comitato non molla. Dobbiamo agire. Agire vuol dire andare in regione, cercheremo per ottobre di organizzare un grosso evento, una manifestazione sempre pacifica per andare in regione e trovare ascolto e fare in modo che loro ci diano delle risposte concrete che vengano poi scritte. Chiediamo a tutti che si uniscano con noi e che per ottobre vengano in regione e lì vorremmo delle risposte concrete. Ben venga se Zaia si farà vedere, non ci dispiace, anzi.